Noi a questo punto abbiamo solo fiducia nel fatto che ciò che ci è stato promesso ieri sera venga poi realizzato, e quindi monitoreremo che da qui a fine anno la variante volumetrica venga approvata. Sembra tornato il sereno nei cieli sopra Piazza Giorgione, perlomeno nell'angolo con via Romanina, area soggetta a degrado e di proprietà della Fondazione Morello, realtà da tempo in pressing per l'approvazione di una variante che consentirebbe la vendita e la riqualificazione di parte dell'immobile, quella per intendersi sul retro della piazza principale e non l'edificio storico cinquecentesco che continuerà a ospitare l'attività dell'ente morale, musica innanzitutto. Proprio quest'ultima è la rassicurazione più importante fatta in commissione urbanistica dal presidente Mirko Casteller, sollecitata anche dalle minoranze. Casteller ha inoltre confermato l'urgenza di risanare i bilanci della fondazione, permettendone di fatto il salvataggio e la prosecuzione. Insomma, senza la variante non c'è futuro, e all'indomani della commissione il sindaco Marcona dà un segnale preciso. Per quel che concerne il Consiglio Comunale e la maggioranza che rappresento, il nostro è un sì. Oggi si ripropone un'opportunità e ribadisco che l'amministrazione comunale farà di tutto per consentire questa opera di riqualificazione, riservandosi anche la possibilità di avere un beneficio pubblico attraverso l'opera che fa Fondazione Morello da tanti anni a Castelfranco Veneto. L'impegno del Comune, già preannunciato ai nostri microfoni, è quello di portare la variante in Consiglio entro la fine dell'anno. Il piano urbanistico vero e proprio lo vedremo nel momento in cui lo presenteranno. Oggi diamo la possibilità di creare le condizioni perché questo intervento di riqualificazione e di rigenerazione urbana parta.